Buonasera a tutti, BCTV, tenora de oggi, di domenica, 7 di Natale, due missa e 20 Kimbe. Siamo sempre in occhio, la redazione del BCTV, pronto a dare su la nuova a chi bisogna dare. Intanto diamo un'occhiata da Saida, tanto può cominciare. Ecco qua, bisogna stare spartinata al de gol, che sono corsiane, però insomma non sono cucuzzane adesso tutto, sono belle che galincue, sono insomma, sono una vassana bella bello, ma che sono gala a largo, ecco qua, no, che poi un'immagine posa a corso. Ecco, oggi è domenica, 3 gradi, la temperatura massima ed è chiesa minima pacca, quindi essa differenziale temperatura tra massima e minima, solo da 3 gradi. Che l'ho calcolato, spalato un pacchetto verso mezzodì, però insomma resta tutto da Diego e calcolato come, però che batti il baglio, non so che praticamente subito e non è scocolato su tutto, ma solo in parte. Crasa, lo Staravallo non era mezzo calcolato fino alla Sasunni, che poi spalazza, e resta gai, poi tutto da dire. 6 gradi temperatura massima, 8 gradi la minima, cioè un po' di più caliente insomma che oggi però vi è mancato una cosa importante su le sabittese, è strano che non ha proprio mannata. No, le sabittese è importante, oggi è acabata una partita di Portumano, eccola qua, che la mandiamo su. Inviata. Andiamo a vedere che va succedendo, bene, vamo solo sul circo. Vamo, che sono arrivato, sono già, ho anche tutta l'attrezzatura, per poi poter fare questo spettacolo. Il spettacolo ha essere fatto a cominciare da Piazza De Marcato, Piazza Fratelli Preiata, poi il soccorso e poi si arriva a Piazza Nova, a Piazza Sproni, non bisogna appunto preparare tutta questa attrezzatura. Bisemos. Eresi su Cinemare è stata la proiezione adesso Filmato Sesso e Potere e poi Sesso non mi è entrato in tubo, ma comunque sia insomma hai tutto un conto, cioè un cinema a chi in pratica piccaia chi in una ironia metta beffarda in giro un po' con lo scredulone che viene tutto che abbavrisca su chi il velennati specialmente che viene tutto sul complottismo che hanno legano qualche cosa del complottista è tutto vero che allenare anche questa informazione diversa da essa ufficiale e tanto siccome è diversa sì che la viene totalmente sì che la buffano e quindi sul complottismo diventa manovra delle persone insomma da parte del suo potere che chi è che la sport in giro Cusalbò, che la sponete chi ha interesse della spondere, purtroppo la sente. Rivi è tutto che abbavrisca, ecco qua in queste Sarraionata, che è stata poi, che in carboni, e chissà, che Cristino dessa leva civile, che si sono occupati di preparare questo evento. Torniamo in cosa monata Sabittese oggi è giocato in Luvola, quindi si è in trasferta tanto pronare, l'Ulese Bittese, la Bittese è penultima in classifica, la l'Ulese è in corpus de classifica, si gioca stasera a Sastrese, Sena, a Lula, quindi BCTV la tassichire in diretta, fino sì, e potevi tornare purtroppo a un intero di un amico in serie, ma vabbè, è importante questa cosa pure, e quindi andiamo a fare questa diretta del Sabitese. Intanto, tanto posso informare, mi è arrivata come la comunicazione di YouTube. Ciao BCTV, buone notizie dopo aver esaminato la tua contestazione. Digitale ha deciso di ritirare la sua rivendicazione di copyright sul tuo video di YouTube. Titolo Faina del Supporco 2025 in smazzatura
lo scadere il devizi 1-11-2025. Praticamente YouTube e Tesinarata e Facebook ma hanno sospeso questo il video, ma non posso fatto che ti smassatura su porco, ma che ha sbagliato una canzone su Duo d'Oliena. Praticamente su Duo d'Oliena evidentemente ha depositato il copyright e è stata rilevata adesso algoritmo di YouTube ed è Facebook. E prima me l'ha bloccata Facebook e poi l'ha bloccata pure YouTube. Però come mi arriva questa comunicazione, ciao BCTV, abbiamo bloccato il team di YouTube. Va bene, andiamo da innanzi, amo poetas. Giovanni Villa, menzione speciale per la poesia ughiese. Il premio Bacchi Sulisi, terza edizione. Questa è una cosa successa Rusese, cioè eri zero praticamente, 2020 Kimbe, mi dice che frore una bella rosa, mi vanta se minaras colombina, minaras chi mi tratas che reina, minaras esa mea mariposa, mi brama e disista si sposina, ca nacchi non nasbidu menzo scosa, ma pusti chi mi concedi ti sposa, comincia su maltratto, già rovina, e quindi mi lea stottu ramorisidade, non mi lascia il ballare chi sa era, non tenes un estrazzo e bonidade. Mio chiese, in coro non si spera, non poto pur volare in libertà, povera sala almeasa, pietade. Bravo, bravo, Giovanni Villa, specialmente poi che a bella sta arrivando, a Salim, Basar da Comuna, va a attaccare che cosa che il gallo a sa vestichesa, ma a los poetas sono poetas e devono scrivere in lingua di poesia, no, in lingua locale, insomma. Mi descafrore una bella rosa, mi vantasa e minaras colombina, minaras chi mi trattas che reina, minaras essa mea mariposa. Mi bramas e disizza si sposina, canacchi non nas bidu menze scosa. Ma pusti, cioè io batto una S, no, che mi manca, ma pusti che mi concedi sposa, comincia su maltratto, già ruina. Mi lea stotto amoridade, non mi lascia il ballare che in sa era, non tenes un'istrazza e bonidade, mio chies in coro non si spera, non podo pur volare in libertà, povera la mea, piedade. Bravo, 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 bravo. Mi piace che canne limba, che si può leggere, siamo a posto. Ecco qua, in dia de Oia, de Natale, del Sudamerica 20 Kimbi, Narizzo in su terzo concorso di poesia titolato Assessoro Poeta, a suo poeti Soro, dell'aggettivo ripone dopo, Bacchi Sulisi, un sonette meo, arrezzito, un montovo, che è stato preziato da essa giuria. A Sacale, Toro Grazias, a Commente Toro Grazias, a Soschiana, manizzato il concorso. Ne sono contenta, vero, del questo montovo. Il tema è la libertà è geo pesarne a su maltratto, su al femmina e a sal morta scamo spranto mai cantas, bilapo così tu chi sentito e su sonette chi sentiti sutta calusento de abero chi su coro. Lo dedico a tutti al femmina e a tutto questo spizzino che oie in cue e ai cusero chi non bini e che non bisogna bene, insomma, il tempo, il venturo, este su vostro acchitte, il tempo, il venturo su vostro acchitte, a maniera che la femmina sia sempre rispettata. Va bene. Andiamo da innanzi, diamo il hit, no, che questo l'abbiamo già dato, ecco, amo dare il te capita tale, pizzinello roie, questa storia, siete voi che ha salvato la mesa,
su Christmas Party, posso spiegare, viene ad imboccare la lettera per Babbo Natale con tanti giochi e sorprese, ingresso 5 euro, te Planet e Club. Io accudite le sto organizzando su Comitato Santo Giulio, due missa e 26. In Luvola intanto oggi abbiamo l'appuntamento 7 dicembre, Biblioteca Comunale Viale della Repubblica, canti dal cappello con Stefania De Luigi, questa este a 7 de Orterie. Poi vamos Galuatero, tornamos a bici, questo è Giudoichi, in sul salone di Probania, consigli contro le truffe agli anziani e non, segnali di allarme, misure, strategie, pratiche operative per contrastarle. Venerdì 12 dicembre alle ore 19, Salone Parrocchiale Bitti, organizzata dall'Associazione Achimos in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. Andiamo da innanzi e il circo, la Monnato o White Star, comincia a l'unica 40 Kimbe in Piazza del Mercato, poi il soccorso a Vittorio Veneto e poi termina in Piazza Asproni. Amo trapezio, cerchio aereo, contorsioni, corda aerea, trampoli, eccetera, eccetera. Tanto esercizio e esibizione del circolo. Andiamo in pressa che abbiamo tante cose sul giornale, ladri sul ponte della tragedia, la inventate che sono stato egiziano sono morto in un ponte o Ogliastrino e pruite che qualcuno che ha furato cosa adesso guarderai. Prima dell'incidente erano stati portati via pezzi del guardarai, prima anche Iana come deve essere vedendo lo spezzo di sopra e quindi il guardarai non è che conta da categoria buona questo guardarai, ma una via che tu anche smonta lo scollegamento chi lo rende ne può sicuro o eccetera e che è successo insomma dal guardarai della morte erano stati rubati alcuni pezzi, il furto degli elementi risalirebbero attorno al 20 ottobre scorso e gli automobilisti di Villagrande che la strada provinciale 27 la percorrono ogni giorno se ne sono resi conto subito, tanto che in paese da domenica scorsa, giorno della tragedia in cui hanno perso la vita i 3 carpentieri egiziani, non si parla d'altro. Alessio Seoni, presidente della provincia dell'Ogliastra, ente proprietario dell'arteria, ha chiesto agli uffici accertamenti sull'episodio, anche per l'eventuale denuncia da inoltrare alle forze dell'ordine. Martedì faremo i dovuti controlli. Tuttavia il fenomeno dei furti di guardarai è sempre più diffuso sulle strade del territorio, già sia statali che provinciali. E basta andare a questa campagna, la poi che zappata, che ne conto poi che vi porta a sapere la gente non ne risimporta. Esattamente nulla. Cammello ucciso dopo il furto fallito. È batta due articoli, questa è stessa Unione Sarda, di questo scammello, indagini su due diversi fronti, animale squartato a marzo, ma la notizia trapela solo ora, potevi scrivere, a marzo, da una via, minacce all'attivista animalista, perquisizioni a Oliena, a Zara e Desulo. Fino ad oggi nessuno al di fuori degli investigatori conosceva la vicenda del giovane cammello ucciso a coltellate a Voda, una storia rimasta per mesi chiusa nelle denunce, eh, negli atti riservati, che solo ora emerge nella sua gravità. La vicenda, secondo quanto risulta dalle segnalazioni raccolte dagli inquirenti, a marzo qualcuno avrebbe tentato di rubare un piccolo cammello appartenente all'allevatore Michele Lavi. Il furto non sarebbe riuscito e l'animale, un giovane esemplare, arrivato dopo il successo mediatico di Rodolfo e della Cammella Valentina, sarebbe stato ritrovato morto, quasi squartato. Un atto violento e inspiegabile, rimasto fino a questo momento confinato nel silenzio delle indagini, protetta dalla massima riservatezza. Nuovo arrivo, oggi Rodolfo e Valentina non sono più soli, accanto a loro c'è Enrico, un altro cammello giunto dopo la perdita del giovane esemplare. E vabbè, e quindi vamos, tre scammello storra.
andiamo da innanzi e diamo del campus, no, Einstein Telescope, caccia a maestranze e imprese locali, Camera del Commercio, ci sono investitori pronti a venire, ma occorre essere autorizzati, servono figure locali in grado di gestire i cronoprogrammi, abbiamo bisogno di project manager formati e operativi già oggi. Parole di Maurizio Boi, progettista per il Consorzio Leonardo, pronunciate in un incontro sull'Einstein Telescope promosso dalla Camera del Commercio. Dobbiamo farci trovare pronti nelle fasi di costruzione, gestione, logistica e accoglienza, infrastruttura, formazione, servizi e altro. Saranno parte attiva in questo processo ed è un'occasione storica, dice il presidente Agostino Cicalò. Spiega Raffaele Marras, consulente della regione per l'ET, l'Einstein è un progetto di trasformazione, aprirà molte porte, ma dobbiamo sentirlo nostro. Servono maestranze formate, logistica, trasporti, accoglienza, alimentazione, sanità, istruzione. Stanziate risorse per nuova viabilità, rete, dati e formazione. Benissimo, siamo pronti, anzi non siamo pronti, ma non siamo già approntare. Complottista già per mitin, naturalmente. Natale con pochi soldi, le 13esime dei sardi tra le più basse d'Italia. Manca l'onare, va bene, mi siamo abituati, l'assegno per 900.000 dipendenti e pensionati, ma la media italiana è superiore del 22%. Vabbè. Andiamo all'estero, Todde PD, il momento più difficile. Nel caso Egas al futuro incerto di Bartolazzi, la trattativa è a tutto campo. Sanità a fondo di Forza Italia. Sull'autoproclamato rombo di tuono arriva un autogol. Alla Nicolai e proprio Gaieste, cioè praticamente l'autogol fa che Todde che occata a Bartolazzi, esibipone issa, Deus ex machina. Di nuovo, da ieri a oggi non c'è granché di nuovo. Le distanze restano tutte tra Alessandra Todde e il PD. A guida Silvio Lai, il nuovo Egas non è sciolto. Il licenziamento più o meno annunciato di Armando Bartolazzi con l'opzione dell'interim della sanità per la Presidente apre scenari mai visti prima in Regione. Si aggiunga il caso agricoltura, delega che la governatrice ha avvocato a sé, ma per Francesco Agus, quota progressisti, la nomina non arriva. Nel campo largo il momento non è facile, prova ne il silenzio degli alleati, i telefoni squillano a vuoto, voglia di parlare nessuna. Ecco qua, dobbiamo arrivarne al dunque. Un fondo tutto sardo per le start-up, cioè nuove imprese, creare le start-up. Iniziativa di Camera e Commercio, Banco di Sardegna dell'Università Isolane. Arriva SPOC 4 Fin. Mauro Maschio narra, moltiplichiamo le opportunità. Il PNR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non guarda solo alle infrastrutture materiali, ma anche all'innovazione per creare sviluppo. E questo obiettivo che è nato per questo obiettivo che è nato SPOC 4, strumento finanziario messo in piedi da Camera di Commercio di Sassari, Banco di Sardegna e dalle due università sarde nell'ambito del progetto EINS, uno degli 11 ecosistemi italiani promossi dal Ministero dell'Università per favorire l'innovazione. Come funziona? Nell'ambito del progetto è stato previsto lo sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale. Al centro del piano c'è proprio il Banco di Sardegna che ha spinto sulla creazione del piano AUB 4 FIN per sviluppare una piattaforma digitale di valutazione del rischio di credito. Perfetto, la proposta
intelligenza artificiale sia stato oggetto di arraionata eresi dopo il cinema che hanno proiettato sul salone Ariston e vabbè insomma ha visto che bastante chi pensa che l'intelligenza artificiale siete da controllare, chi siete in qualche aspetto negativa, ma mentata, questo che distruiano lo stelaio, che de tessitura, che se non osa, che siano a mano, non hanno possibilità. Vabbè, lasciamo perdere. Poi, vabbè, hanno avuto sotto in uno trucco che hanno usato sul cinema, che hanno pensato che sia stato dell'intelligenza artificiale, invece la scena è stata girata dual via, però questo può dimostrare che appunto la gente è metta credulona. Allora, ospedali di continuità, l'elenco cresce, quasi pronti quelli di Ploaghe e Ittiri. Previsti a Sassari altre due strutture di assistenza al San Camillo e al Conti. Ne siamo contenti che questo ospedale di continuità sia ne partine, però insomma aumentiamo che in Italia l'ospedale è già, insomma, ecco poi in Ploaghe no, ma è importante che questo progetto sia andando innanzi. Ora il Cagliari vuole passare alla cassa, l'assalto alla Roma, torna alla Domus dopo la Coppa. Mina ancora out, cioè Galio non potrà giocare, infortunato, pronto Rodriguez, cioè quindi ora oggi vamos a partita Cagliari-Roma a sa strese de Ortaedie, a sora che bella partita Lulese-Vitesse. Minacce social all'animalista Rizzi, sequestrati i cellulari di 3 persone. Dimostrano a fare dare adesso scammello Rodeo Vodda, dopo le affermazioni sul cammello, Rodolfo al carnevale di Ovodda, cioè vabbè, siamo sperde l'animalista. Tode alla sanità, l'opposizione attacca, il campo largo difende la Presidente. Vitalis va via rombo di tuono, arriva Nicolai, ecco qua questa battuta chiaramente su questa questione che viene arriva e dai ora che è stato un rombo di tuono quindi Bartolasti poteva essere secondo me poi un altro arriva nuovo e sa sanità magari non è stato e come tanto è che già Tode l'ha presentato sull'ardo del suo spazio. E andiamo da questa bella pagina che bisogna oggi in Nuova Sardegna, le aziende che catturano CO2 dall'aria emettono più carbone di quanto ne eliminano, cioè è scritto che va sotto un quantito di questa azienda che devono servire per ottenere la CO2 da incamerare, insomma, le imprese che promettevano di eliminare le emissioni climateranti dall'atmosfera non solo non lo stanno facendo, ma inquinano. Beh, certo, il macchinario che ha che in maniera di comprimere l'energia, basa l'anidride carbonica, e poi la comprimere deve consumare altra energia e quindi basta sempre come questa energia generata da combustione dei fossili è generata altra CO2. E inoltre o freniamo la CO2 o il mondo pagherà molto più di quanto oggi risparmiamo. Franco Ferraro, docente straordinario al Politecnico di Milano, spiega che il costo per arrivare a